Cari amici, ben ritrovati. La Via dei Presepi sta continuando il suo tour. Natale passato, però anche qui a Formeniga si festeggia, e si festeggia alla grande con la prima edizione di un presepe che vedremo nelle immagini mentre intervisteremo uno degli autori. Siamo in compagnia di alcuni dei ragazzi che hanno organizzato questo bellissimo presepe, Luca e Roberto, e poi abbiamo anche Don Fabio. A te la parola, raccontaci un attimino come vi è venuta questa idea e in quanto tempo l'avete materializzata letteralmente, perché è un bellissimo presepio. Quest'idea è nata 5 anni fa, coinvolti da Don Primo. Abbiamo iniziato in un modo artigianale, come diceva Don Primo, e quest'anno ci siamo fatti consigliare da dei presepisti, ci siamo confrontati, ci hanno aiutato nei consigli e abbiamo allestito questo presepio che è alle nostre spalle. Volevo aprire un attimino una parentesi, che l'abbiamo fatto con tutto il materiale di recupero. Questo è davvero notevole, perché comunque dà segno anche di tantissima creatività. Sì, e tutto quello che è struttura è tutto materiale di recupero, pancali dismessi, farisite per fare cielo, pareti laterali, eccetera, e poi invece il resto di statuine, movimenti e casette abbiamo avuto la fortuna che ce ne hanno prestate praticamente Alberto di Colle Umberto. Grazie ai suoi suggerimenti siamo riusciti in un mese, poco più, ad allestire questo presepio. Qui siamo una minoranza rappresentativa proprio piccola, siamo in 2 più Don Fabio, però c'è un altro genitore più i nostri figli e altri 2 o 3 ragazzini che ci hanno dato una mano. Il risultato si vede, perché è un bellissimo presepe. Adesso passo la parola al tuo collega che ci dirà gli orari di visita. Natale passato, però sicuramente voi attendete tantissimo pubblico. Certamente, e noi abbiamo aperto il presepio qui, facciamo tutti i sabati dalle 14 alle 17, la vigilia di Natale uguale, e poi le domeniche facciamo dalle 10 a mezzogiorno e nel pomeriggio dalle 14 alle 18 per tutto il mese di dicembre. Poi facciamo dal 31-12 al 6-1, dalle 16 alle 19 tutti i giorni. E aspettiamo tutti i telespettatori che vengono qui a Formeniga a vedere il presepe. Però gli auguri di Natale che è appena trascorso e delle festività che stanno arrivando le facciamo fare a Don Fabio, che è il parroco. Sì, io vorrei anzitutto ringraziare Luca, Roberto, Abramo, che qui non c'è, e tutti i giovani che si sono dati veramente da fare per allestire questo bellissimo presepio, e l'augurio a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo in questo momento. Lo rivolgo a partire da quello che ci è appena stato detto. Il presepio è stato fatto da materiali di recupero e ne è uscita un'opera d'arte. Ecco, Dio, venendo in questo mondo, ha accolto tanta merce di recupero, un mondo che era brutto, che era marcio, che era vecchio, che era pieno di male, ma abitandolo lo ha reso bello, lo ha santificato. Che ciascuno di noi, vivendo questo bel periodo natalizio o anche guardando questo presepio, gli venga in cuore l'ispirazione di sentirsi amato dal Signore così com'è, di non buttar via niente della sua vita, sapendo che il Signore la abita e può salvare tutto, veramente, di tutti. Buone feste, buon Natale. Don Fabio, noi ti ringraziamo di queste belle parole, perché sicuramente hanno attraversato lo schermo e sono arrivate nelle vostre case. Noi vi diamo appuntamento, oggi è il 27, Natale è appena trascorso, ci sono altre festività in arrivo, però sicuramente tra un pasto e una festività troverete il tempo per venire qui a Formeniga a visitare questo bellissimo presepe. Noi invece ci vediamo domani con un'altra puntata. Grazie mille a tutti e ancora auguri di buone feste. Auguri a tutti. Auguri. For all lang syne.